Buongiorno ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. E dunque si ricomincia l'anno dopo una piccola sosta, diciamo non voluta, chiamiamola così. E dunque oggi siamo a Feltre. Ho pianificato un giro d'anello fantastico di un'ottantina di chilometri circa con 1100 di dislivello. Dunque qui alle mie spalle avete la piazza Maggiore dove si svolge anche il Palio. A questo punto cosa si fa? Si parte, non vi anticipo altro, durante il percorso visiteremo altri posti veramente fantastici. Prendiamo la bici e andiamo, a dopo. Dunque ragazzi, lasciamo Feltre e ci dirigiamo su questa bellissima stradina asfaltata verso Busche, dove attraverseremo il Piave. Allora fa un freddo bestiale, il cielo è ancora un po' coperto ma il sole dovrebbe uscire tra un po', almeno le previsioni dicevano così. Allora qui siamo praticamente a Busche, stiamo attraversando il Piave. Pedalare qui è veramente incredibile, c'è una pace assoluta. Siamo arrivati a Mel, uno dei borghi più belli della Valbelluna, e tra l'altro qui a Mel passa anche la via Claudia Augusta Altinate, che è diciamo la via romana che portava dalla pianura all'Oltralpe. Adesso ripartiamo e non dico niente dove andrò dopo, però vi dico soltanto che andrò a sfiorare Belluno e poi una sorpresa. Questa ciclabile Valbelluna sembra di essere su una favola, guardate che bello. Dunque altro strappettino, è tutto un sali e scendi qui ragazzi, tutto un sali e scendi. Fortuna che il sole è uscito così tanto mi scalda un po'. Comunque veramente una meraviglia questa zona, questo percorso.
Siamo a metà strada e lasciamo la ciclabile della Val Belluna e ci dirigiamo verso, sfioriamo Belluno, verso Mas. L'attraversamento della vallata è un continuo sali e scendi, ma con pendenze anche abbastanza importanti, Dunque si sente un po' sulle gambe un po' la fatica, insomma, però niente di impossibile, dai, andiamo. Allora ragazzi, abbiamo ancora salita, dunque qui siamo più o meno al 10-10% di salita e come dicevo prima abbiamo già passato la metà del percorso. Vabbè, con la salita come sono messo, vediamo, mancano ancora 500 metri. Vabbè, dai che si vola, o meglio, dai che si sale. Dunque siamo arrivati a Ponte Mas, scusate, non era Mas ma Ponte Mas. Qui alle mie spalle avete il torrente Cordevole che praticamente parte da Caprile e viene giù fino praticamente qui. A proposito, è sia l'emissario che l'immissario del lago di Alleghe e poi arriva praticamente, ce l'abbiamo qui alle nostre spalle, insomma, dunque fa veramente un percorso molto molto lungo. Benissimo, allora adesso ci rimettiamo in sella. Abbiamo mangiato anche un bel paninetto per riacquistare un po' di energia, perché comunque le salite sono state abbastanza impegnative e anche un po' lunghette, e poi strappi continui su e giù, sia sulla parte della Val Belluna sia per il trasferimento, diciamo, dalla Val Belluna fino qui a Ponte Mas. Abbiamo attraversato completamente la valle. Dunque se saremo già a 700 penso di dislivello, più o meno 750, insomma dobbiamo raggiungere i 1000-1100 se non ricordo male. Adesso proseguiamo, torniamo verso Feltre, ma faremo una sosta veramente molto molto bella e interessante. Seguitemi. Siamo zona Sospirolo e altra salita. Oggi non ci siamo fatti mancare di salite, Preparatevi perché tra un po' arriveremo in un posto fantastico. Arrivati al 55esimo chilometro e questa è la meraviglia che volevo farvi vedere, il lago del Mis. Il lago del Mis è uno specchio d'acqua artificiale creato dall'uomo, dunque si è sbarrato il torrente Mis, lì in fondo c'è proprio lo sbarramento, c'è proprio la diga per creare questo bacino d'acqua. Come vedete alle mie spalle si infrangono, si disegnano all'interno del lago le vette, diciamo le rispettive vette, ecco, sembrano quasi disegnate sull'acqua. È veramente un'opera d'arte che la natura ci riserva. Bene ragazzi, andiamo avanti perché dobbiamo tornare a Feltre, dunque chiudere l'anello. Le temperature sono ancora miti, anche se in discesa si soffre un po' il freschetto, e dunque bisogna muoversi. A dopo.
Allora ragazzi, abbiamo lasciato il Lago del Mis già da un bel pezzo, abbiamo passato Sospirolo e stiamo facendo comunque tutta una serie di salite su asfalto, però in salite abbastanza impegnative. Questa dovrebbe essere l'ultima, ne ho fatta prima una all'8-9-10% e anche questa la medesima, salite da 2-3 km circa. Temperatura, ma non si sta malissimo, a parte che in salita ci si scalda, E comunque mangiarsi un panino in questo posto veramente che è una meraviglia, è rilassante da morire. Cioè, guardate cosa ha di fronte. Allora ragazzi, per chi fosse interessato, qui c'è il museo storico della bicicletta intitolato a Bevilacqua. Siamo a Cesio Maggiore, siamo al 72esimo chilometro, siamo quasi arrivati a Feltre, ci manca veramente poco. Comunque chi è interessato può venire a visitarlo tranquillamente. Conclude il giro d'anello. Dunque abbiamo chiuso con 86 km e 1200 di dislivello. Pensavo fossero 1000, ma sono 200, sono stati 200 in più. Allora, dunque, la prima parte, tutta la parte della Valbelluna, è una ciclabile, diciamo, quasi interamente in asfalto, a parte alcuni tratti, diciamo, che avete visto in video che sono sterrati. Poi una volta che diciamo si dirige verso Sospirolo, dunque tagliando un po' la valle, dove ci sono delle salite anche un po' impegnative, tutta la parte diciamo opposta, dunque dal lago di Mis fino a Feltre, è tutta diciamo una strada secondaria asfaltata, dove passa diciamo su alcuni paesi come Cesio Maggiore, anzi prima Sospirolo poi Cesio Maggiore, che sono diciamo quelli più importanti. Poi ci sono altri paeselli molto simpatici e piccolini che comunque fanno veramente tenerezza, insomma. Bene, con questo chiudiamo il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!